Eletto nella giornata di ieri sera il presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Agrigento, il dottor Santo Pitruzzella, originario di Favara, risultato anche il più votato alle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine nella lista Uniti per l'Ordine. Santo Pitruzzella succede al dottor Giovanni Vento, rappresenterà i medici della nostra provincia fino al 2024. A coadiuvare il dottore Pitruzzella saranno il dottor Piero Luparello, nella qualità di vice, il segretario dottor Giuseppe Amico e il tesoriere Gino Cacciatore. Rinnovato anche il Consiglio dell'Ordine, di cui fanno parte i dottori Geraldo Alongi, Michele Botta, Luigi Burruano, Salvatore Casà, Pietro Curella, Pachito Danile, Salvatore Di Rosa, Giuseppe Ferraro, Cettina Giambrone, Carmelo Graceffa, Giuseppe Gueli, Leonardo Puma e Leonardo Russo. I revisori eletti sono stati invece i dottori Fabio Navarra e Fabrizio Rabita e Giuseppe Mascarella alla carica di revisore supplente. È una carica importante, sono onorato, ma carico di responsabilità perché cade in un momento difficile, in un momento particolare. Ma sono fiducioso che con l'aiuto di tutti potremmo affrontare delle criticità e cercare di dare aiuto a chi di competenza a risolvere i problemi. Le problematiche sono tante in questo momento di pandemia, ecco, qual è il consiglio, anche l'opera che lei può fare a livello, diciamo, di medicina di base? Io, assieme a tutti gli amici miei, a tutti i consiglieri della lista Uniti per l'Ordine, non facciamo altro che ripetere i comportamenti che i cittadini devono avere. Non ci stanchiamo mai di dire: state il più possibile a casa, osservate le distanze, lavare bene le mani e portare le mascherine. La mascherina è importantissima. Lo chiedo quasi per favore ai cittadini, perché a volte vedo qualcuno che non è un poco incredulo forse, in ogni caso con la mascherina sotto il mento o con la mascherina sotto il naso. Assolutamente, la mascherina va indossata bene perché è la sicurezza per se stesso e per gli altri. Poco fa l'abbiamo vista che lei ha ricevuto gli auguri per il suo mandato da parte del neosindaco, che è anche un medico. Insomma, si è anche discusso delle problematiche del territorio, in particolare anche del San Giovanni di Dio, ma il nostro territorio è pronto a supportare logisticamente questo momento in cui purtroppo il Covid sta sempre giorno dopo giorno mietendo vittime. Sì, mi ha colto di sorpresa l'amico e collega Franco Miccichè, al quale già avevo fatto gli auguri, in bocca al lupo per questa carica. Ci siamo detti che lui già l'ha assunto, io sono stato eletto, l'assumerò dal gennaio del 2021, in un momento di difficoltà perché il problema Covid non è un problema solo dei medici, è un problema del sindaco che è il responsabile della sanità, in questo caso delle città capoluogo, e devo dire che devo congratularmi con il neosindaco per le iniziative che ha avuto su questo drive-in alla zona industriale e su quello che già è in programma di fare a breve, tamponare tutti gli alunni di un istituto scolastico agrigentino con gli insegnanti e tutto il personale. Presidente, l'ultima domanda va al suo staff, il vicepresidente il dottore Luparello e il tesoriere il dottore Gino Cacciatore. Io ho accettato all'inizio la mia elezione con riserva e che mi sono riservato l'accettazione dopo l'elezione dello staff, che è il vicepresidente Piero Luparello, il segretario il dottore Amico e il tesoriere il dottore Gino Cacciatore. Persone collaudate, stimate, che sono pronte a lavorare a fare tutto il possibile per darmi una mano, ma non è solo l'esecutivo, diciamo, che deve fare questo lavoro. La mia forza è la coesione del gruppo. La coesione del gruppo è tutto il consiglio, tutti i consiglieri, tutti i 15 medici, 2 odontoiatri e tutti gli altri che fanno parte
di questa tornata elettorale. Consideriamo pure i revisori, consideriamo pure gli altri amici della lista degli odontoiatri. Quindi sicuro di una loro collaborazione fattiva cercheremo di superare queste criticità in un momento così difficile.